Battezzati nell'acqua e nello Spirito, quindi chiamati ad uscire da noi stessi, ad aprirci agli altri, a vivere la prossimità, a stare insieme in un'esperienza di fraternità. Francesco lo sottolinea all'udienza generale, chiedendo di superare i particolarismi, aprirsi all'universalità della salvezza, a vincere le resistenze e affidarsi ai piani di Dio e alla sua creatività per percorrere strade nuove. Guardando a Pietro, al cambio di mentalità che gli suggerisce Dio, il Papa ricorda lo scandalo provocato nei suoi fratelli quando l'Apostolo entra nella casa del centurione Cornelio e battezza tutta la sua famiglia. Dai principi e degli Apostoli impariamo che un evangelizzatore non può essere un impedimento all'opera creativa di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati, ma uno che favorisce l'incontro dei cuori con il Signore. Chiediamo oggi la grazia di lasciarsi stupire dalle sorprese di Dio, di non ostacolare la sua creatività, ma di riconoscere e favorire le vie sempre nuove attraverso cui il risorto effonde il suo spirito nel mondo e attira i cuori facendosi conoscere come Signore di tutti. Nei saluti ai pellegrini polacchi il Papa ha ricordato l'elezione a pontefice di San Giovanni Paolo II e il suo invito vibrante e attuale di aprire il cuore a Cristo. Ringraziamo il Signore per ogni bene che si è compiuto nella Chiesa, nel mondo e nei cuori umani attraverso le parole di Giovanni Paolo II, le sue opere e la sua santità. Ricordiamoci che il suo appello ad aprire i cuori a Cristo è sempre attuale.